Qua siamo ad Albarella, siamo ospiti del Rotary Club di Albarella, ma soprattutto di Sante Casini, un amico, un musicista, chi più ne ha più ne metta, che da 31 anni sta facendo queste cose. 31, 33, quanti sono? Facciamo una piccola spiegazione, intanto benvenuti a tutti. Ciao, dalla Rotary International Distretto 2060. Benvenuti a questa 31esima, ma in realtà sarebbe la 33esima edizione dell'Epic Camp Albarella, qui ospitati generosamente dalla famiglia Marcegaglia, e fra le tante attività che il Rotary fa è appunto quella di ospitare un congruo numero di persone con disabilità da tanti anni, regolarmente ogni anno, sempre qui ad Albarella. Quest'anno abbiamo ridotto un po' i numeri, le quantità per via del Covid, però abbiamo ripreso la nostra attività quest'anno in 2 settimane, dal 7 al 21 di maggio, la prima settimana con 40 ragazzi con disabilità accompagnati da genitori, dalle mamme, dalle nonne, dalle zie, insomma, ognuno con un accompagnatore, e la settimana prossima dal 14 al 21 avremo un altro gruppo nuovo di altrettanti 40 ragazzi disabili. Siamo praticamente tutti quanti volontari per questi camp, e sono persone tutti quanti del Rotary, del distretto 2060, che racchiude appunto il Veneto, il Trentino e il Friuli Venezia Giulia. Noi come distretto 2060 siamo 4.500 soci, per cui una decina di volontari in questo distretto si svestono dalle loro tradizionali vesti per mettersi poi dopo il grembiule e servire di tutto punto i ragazzi che partecipano a questo evento. Voi cosa portate a casa dopo questa esperienza? Cosa vi restituiscono questi ragazzi? Cosa ci restituiscono questi ragazzi? Tanta serenità nell'animo. Abbiamo delle mamme che veramente sono eccellenti. Guarda che le faccio vedere una signora. Guarda, qua abbiamo Elisabetta, Caterina, Chetti, detta Chetti, lei dice mi chiamo Caterina, ma invece noi la chiamiamo affettuosamente Chetti. Ecco, da tanti anni che segue questo camp qua ad Albarella. Ti presento anche la pittrice professionista, che è Marta. Eccola qua che sta lavorando con i colori, vedi che sta insegnando a questi ragazzi come adoperare queste tempere, questi colori per effettuare queste opere. Astratti, a tutti gli effetti, sono delle pitture astratte. Pitture astratte? Sì, praticamente senza l'uso del pennello, ma verseremo il colore liquido all'interno di questi bicchieri, ciascun ragazzo sceglie i colori che preferisce, dopodiché li versa direttamente sulla tela. Una volta versato il colore sulla tela, con dei leggeri movimenti si andrà a comporre, a riempire la tela bianca. Santo, io ti ringrazio, naturalmente io sono entusiasta del vostro entusiasmo, della vostra bravura, 31 anni, che sarebbero poi un po' di più, che fate queste cose, e bravo il Rotary, brava anche la proprietà, la Marcegaglia Group, che vi concede anche questi spazi. Siamo grati alla Marcegaglia, al gruppo Marcegaglia e alla società Albarella, che ci mette a disposizione l'Hotel Caponord e tutte queste villette qua adiacenti a questa struttura, e quindi per permettere così una vacanza indimenticabile a tante persone che sono state un po' meno fortunate di noi. Ecco, poi ringrazio, se posso ringraziare Emma, che ci ha fatto da comparsa, e la sua famiglia. Grazie. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie.